Che il turismo sia il primo settore in Italia, ma soprattutto in Veneto, fa da imbarazzante contraltare alla scarsa efficacia del sito specializzato nei confronti delle analoghe iniziative in rete di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, citando gli antagonisti per così dire più diretti. In altre parole, se è vero che oggi il 40% di coloro che devono scegliere la destinazione vacanziera si serve della rete, è altrettanto provato dai numeri che Veneto.to ha ricevuto ad agosto 2014 55.000 visite a fronte delle oltre 370.000 di visittrentino.it e le 170.000 di turismofbg.it. E non è vero che solo il confronto con le regioni a statuto speciale sottolinei il divario, perché anche Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Puglia hanno fatto meglio del Veneto. Non che la regione non investa, anche se il fondo è stato drammaticamente ridimensionato, ma forse dovrebbe curare maggiormente aspetti quali la possibilità di un'applicazione per tablet e smartphone, strumenti sempre più diffusi, o la presenza nei social network. Ormai la rete comanda e il turismo deve trainare. Per questo gli sforzi vanno incrementati con la finalità di garantire basi solide su cui svilupparsi ulteriormente.